generazione santa, una generazione eletta, Gesù, una generazione che cambierà questo mondo, una generazione che porterà avanti il tuo Evangelo in questa nazione, una generazione santa, una generazione, Signore, che sarà la resistenza, Gesù. Signore, una generazione, Signore, che porterà il tuo Evangelo dove noi non possiamo entrare, Gesù. Benedici questi bambini, benedici questa chiesa B-Kids, benedici il loro percorso, Signore, che qua in mezzo a noi possano nascere profeti, evangelisti, Signore, possano nascere pastori, possano nascere missionari, Signore, per il tuo regno, Gesù, dove loro possono vivere, Signore, loro possono predicare e portare avanti il tuo Evangelo, Signore. Noi dichiariamo, Signore, che nessuno di loro si perderà, ma tutti diventeranno una potenza nella mano del Signore Gesù. Noi benediciamo, Signore, l'anno del nostro B-Kids, Signore. Noi benediciamo questo anno che sta iniziando anche per loro, e compleanno anche di questa chiesa, e noi dichiariamo, Signore, potenza di Dio sulla vita loro, potenza di Dio sulla vita loro, nel nome di Gesù. Amém. Amém. Santo Espírito. Tu sei santo, maravilhoso, Dio eterno. Tu sei santo, santo. Tu puoi cominciare a dire parole di adorazione al nostro Dio, di celebrazione al nostro Dio. Noi ti adoriamo, Gesù. Sul trono io vedo che seduto sta il grande Re di gloria. Dal trono provenivano voci e tuoni, lo spirito che copre la terra. Sul trono io vedo che seduto sta il grande Re di gloria. Dal trono provenivano voci e tuoni, lo spirito che copre la terra. Colui che era, è e che verrà. Santo, santo, santo è il Signore. Colui che era, è e che verrà.
santo, santo è il Signore. Giorno e notte cantano a Lui. Santo, santo, santo è il Signore. Giorno e notte cantano a Lui. Santo, santo, santo è il Signore. Che ogni vita si pieghi e getti le sue corone. Udite la voce che dice: Egli viene, che ogni vita e getti le sue corone. Udite la voce che dice: Egli viene. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. Ancora una volta i giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. Che ogni vita si pieghi e getti le sue corone. Udite la voce che dice: Egli viene. Che ogni vita si pieghi e getti le sue corone. Udite la voce che dice: Egli viene, Egli viene. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. Della tua gloria. Io so che presto io vedrò, presto noi vedremo il Re di gloria, presto io vedrò. Presto io vedrò il Re di gloria, presto io vedrò, presto io vedrò, presto io vedrò il Re di gloria. Io so che presto io vedrò. Presto io vedrò il Re di gloria, presto io vedrò Yeshua. Io so che presto io vedrò il Re di gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra
sei Signore, Dio grande, degno è l'Agnello, degno è l'Agnello, tu sei santo, sei alleluia, al Signore che regna su noi. Alleluia, alleluia, al Signore che regna su noi. Dobbiamo dichiarare questo forte, alleluia. Sei Signore,
nessun nome è al di sopra di ogni, il tuo nome è al di sopra di ogni altro nome, il tuo nome è al di sopra di ogni altro. Non c'è nessuno come te, non c'è nessuno. I cieli cantano santo, santo, i cieli cantano santo, santo, i cieli cantano santo, adorato tu sei, e tu sei adorato tra di noi, adorato tra di noi, adorato tra di noi. La tua chiesa canta santo. La chiesa canta santo, ogni infermità, ogni debolezza deve sparire, perché la tua chiesa canta santo, santo. Non c'è nessuno come te, c'è nessuno come te, tu sei l'unico, e tu sei l'unico. Tu sei l'unico, l'unico santo, santo, sei il Signore, Dio grande, dichiara insieme a noi, then you will, e tu sei santo. Celebriamo e ringraziamo il tuo nome, Gesù, per la tua presenza, per la tua bontà e per la tua misericordia, per il tuo amore, Gesù, perché tu sei grande e meraviglioso, Gesù. Que a tua presença continua em meio a nós, Gesù. Que a tua presença continua a me dar ogni momento.
visto adorato, Gesù. Noi celebriamo il tuo nome, Gesù. Noi adoriamo il tuo nome. Noi adoriamo il tuo nome, Gesù. Alleluia. 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 Tu puoi dichiarare alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Ciao a tutti. Allora, questa è la nostra pastora. Bella, eh? E questo invece sono io, all'inizio. Ma questa non è la mia storia, è la nostra storia. È una storia che ha inizio nel 2004, quando Dio mise nel cuore di un uomo di fondare una chiesa a Verona. E da quel momento non ci siamo più fermati. Abbiamo cambiato locali. Abbiamo visto grandi uomini di Dio servire la Chiesa e Dio stesso in mezzo a noi. Abbiamo cambiato molti loghi e anche abbiamo cambiato molti nomi. Abbiamo visto grandi uomini venire e grandi uomini andarsene. Abbiamo visto giovani crescere e diventare adulti. E abbiamo visto anche bambini crescere in mezzo a noi. Anno dopo anno, la Chiesa è stata modellata da Dio secondo la sua volontà per farci arrivare a oggi e l'oggi per farci arrivare a ciò che saremo domani. Ma una cosa è certa, il nostro numero non cambierà. Sapete in quanti siamo? Noi siamo uno. Jehovah, all I pray.
Tanti auguri, Chiesa! Che giorno gioioso è oggi poter stare tutti quanti insieme, ancora una volta, prima di tutto a celebrare Dio, ma oggi a celebrarlo anche in un modo speciale per questa data importante per noi come Chiesa. Possiamo accendere le luci per piacere, così vi vedo un po' in faccia? Oggi vogliamo veramente ringraziare Dio per tutto quello che ha fatto in quest'ultimo anno, in cui è stato presente e ha fatto cose meravigliose in mezzo a noi, e oggi tutti voi che siete qua a celebrare Dio potete testimoniare di questo, ma a celebrarlo per tutto quello che ha fatto in questi 21 anni di Chiesa. Oggi ci sono qua persone che hanno vissuto questi 21 anni, fa parte di questa storia. Tutti quanti noi, sia che siamo qua da 21 anni, sia che siamo qua da un mese, sia che sia il primo giorno che oggi vieni qua, se sei qua fai parte di questa storia. E noi per questo ringraziamo Dio, ma vogliamo anche gioire insieme per questa data, rallegrandoci insieme, vivendo il nostro essere uno in Cristo. Per questo motivo voglio invitare qua davanti alcuni dei nostri leader di in casa, e finché dichiariamo che siamo uno, voglio invitarti a alzarti in piedi e nel modo più ordinato, ma non sarà facile, possibile, io voglio invitarti a venire qua a prendere uno di questi piccoli omaggi per ricordare di questa data. Non è tanto il regalo in sé, è più il fatto di esserci stato, di essere parte di questa storia, che questo piccolo regalino di compleanno, di nostro compleanno, possa farti sentire nel cuore che tu fai parte di questa storia e che Dio ha scelto te oggi per essere qua per il nuovo 21esimo anno che ha per la sua Chiesa. E voglio anche invitarti a fare un'altra cosa: quando uscirai fuori, prendi il tuo regalo, qua c'è la nostra torta di compleanno, è la nostra torta di compleanno di tutti quanti noi. Dopo, alla fine di questo adorarti, la mangeremo insieme, ma voglio invitarti, come sta facendo la nostra pastora, vieni fuori, prendi un bicchiere e aiutaci a decorare la nostra torta, che tutti quanti noi possiamo mettere la nostra impronta su questo anniversario, ok? Amen? Potete venire senza vergogna, prego, anch'io prendo il mio. Siamo il tuo popolo, scelti per brillare la tua luce, cambiare la storia nei nostri cuori, ardi la fiamma della tua passione. Un solo corpo, un solo cuore, col desiderio di
di servirti, Signore. E niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno. La tua croce porteremo ovunque andremo. Cristo Re, il mondo ti conoscerà. Noi diffonderemo la tua salvezza. Noi siamo il tuo popolo, scelti per brillare la tua luce, cambiare la storia nei nostri cuori. Ardi la fiamma della tua passione. Un solo corpo, un solo cuore, col desiderio di servirti, Signore. E niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno. La tua croce porteremo ovunque andremo. Cristo Re, il mondo ti conoscerà. Noi diffonderemo la tua salvezza. Noi siamo il tuo popolo, eccoci qui. Noi siamo uno in te. Noi siamo uno in te. Noi siamo il tuo popolo, eccoci qui. Noi siamo uno in te. Noi siamo il tuo popolo, eccoci qui. Noi siamo uno. Noi siamo uno. Noi siamo il tuo popolo, eccoci qui. Noi siamo uno in te. Noi siamo uno in te. E niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno. Ovunque andremo, Cristo, il mondo ti conoscerà. Noi diffonderemo la tua salvezza. Alleluia! Vediamo com'è venuta. Mamma mia, quanti zuccheri. Ok, però il primo ringraziamento, come abbiamo detto, potete pure sedervi, grazie. Il primo ringraziamento, come ho detto, va a Dio, no? Lui
ci ha sostenuto in ogni cosa. Chi è vicino al ministero sa come almeno in questi ultimi 5 anni Dio ci ha accompagnato, ci ha sostentato in ogni area, in ogni ambito. È sempre stato presente e non ci ha mai fatto mancare niente. Il primo ringraziamento veramente, se oggi siamo ancora qua, se la Chiesa è ancora forte, ancora va avanti, ancora cresce, va soltanto al nostro Signore Gesù, a cui possiamo fare per piacere il miglior applauso che abbiamo, la migliore lode che abbiamo, il più grande omaggio sicuramente va a Lui. Ma vogliamo in questa data speciale omaggiare anche alcune persone che sono state, che sono tuttora vicine a noi, che ci stanno aiutando, accompagnando, che insieme a noi permettono alla Chiesa di avanzare, di essere organizzata, e noi vogliamo oggi omaggiare queste persone. Come ho detto prima, non è tanto il regalo, non è tanto il piccolo omaggio, questo è qualcosa di più simbolico, ma è più un riconoscimento da parte nostra come pastori e credo da parte di tutta la Chiesa per queste persone che adesso chiamerò, per tutto quello che hanno fatto, per come si sono donate a Gesù e ad ognuno di noi in quest'ultimo anno. Allora vorrei chiedere per piacere se la leader della lode può salire qua. Grazie. Grazie. Auguri. Non lo sapevi, vorrei chiedere, rimanendo in ambito di adorazione, se la nostra leader di danza e teatro può salire. Una degli ultimi leader in realtà della Chiesa, che sta prendendo cura del ministero più influente e più in crescita della Chiesa, che oggi avete visto qua cominciare il nostro culto, la nostra sorella Raissa. Nostro ministero di missioni abbiamo la nostra leader Sandra. C'è Sandra? È in cucina? Chiamate Sandra qua per piacere. Ma noi andiamo avanti con la regia, Luciano, che sta facendo un lavoro meraviglioso. Vieni qua, Luciano. In nome di Gesù le luci continueranno a funzionare finché sei qua. L'ultima volta che ho detto così è andato in cortocircuito tutta la regia, ma oggi no. Abbiamo qua John in rappresentanza, oggi sua moglie è giustamente a casa con il bambino. Abbiamo un dipartimento, ministero di social media che va avanti grazie alla direzione, alla visione della Gabi che ci starà seguendo per live, quindi vogliamo omaggiare anche lei. Sandra, vieni qua per piacere, la nostra leader di missioni, Sandra. In mezzo alle varie difficoltà che passa, abbiamo anche un leader degli operai. Apostolo Paolo. E anche se da un paio di mesi hanno preso un tempo per loro, abbiamo una grande riconoscenza verso Gilson e Vanessa per tutto quello che hanno fatto quest'anno e nell'anno passato con i giovani. Gilson, se puoi unirti anche te.
visto che Vanessa è andata di là, ma se no sarebbe anche lei qua con te. Amen. Tutti loro si sono occupati di tutta la parte organizzativa della Chiesa, gestiscono dipartimenti che fanno funzionare la Chiesa giorno dopo giorno. Quello che voi vedete, quello che noi vediamo qua al culto è soltanto ciò che è stato preparato durante settimane, a volte mesi di lavoro, di programmazione, di preghiera e di sacrificio affinché potesse succedere tutto quello che noi vediamo quotidianamente durante i nostri adorati o durante le attività della Chiesa. E noi vogliamo omaggiare loro, siamo riconoscenti ad ognuno di voi per tutto quello che fate, per tutto quello che avete fatto in tutti questi anni. Che Dio possa benedirvi e usarvi ogni giorno di più per la sua gloria. Possiamo fare un applauso anche a loro per come si sono lasciati usare da Dio in questo tempo e in nome di Gesù per come ancora si lasceranno usare. Amen. Grazie mille. Oltre a queste persone che magari sono più note, no? Perché le vedete lavorare magari più anche allo scoperto, sono qua davanti, li vedete gestire. Ci sono persone che magari vediamo un po' di meno in chiesa come protagonisti, ma che si occupano di tante piccole cose pratiche che sono fondamentali per la chiesa. Per questo motivo io volevo invitare a salire qua per omaggiare anche la nostra sorella Katia Gomez Alves di Eula. Katia di Eula sono le tesoriere della nostra chiesa, è un lavoro non tanto visto, ma è un lavoro che è più che fondamentale. Sono persone che se fanno questo lavoro in chiesa è perché io e Andrea loro affideremo la nostra vita senza problemi. Sappiamo che tutto ciò che riguarda soldi è sempre qualcosa di molto delicato, ma sono due persone più che di fiducia e noi vi ringraziamo tanto per il vostro lavoro. Insieme a loro ne parleremo magari nelle prossime settimane con più calma, perché stanno avvenendo vari cambiamenti anche all'interno della Chiesa sotto l'aspetto organizzativo, giuridico. Stiamo per firmare un nuovo statuto della Chiesa, insomma tante piccole cose che si vanno aggiustando giorno dopo giorno. E abbiamo una persona che oggi non è qua presente, ma vorrei invitare qua sua moglie, Vanessa, per piacere, che oggi sta prendendo cura di tutta l'area finanziaria della Chiesa. Quindi Katia e Dieula si occupano della tesoreria in sé, ma Raffaele, il nostro fratello Raffaele, il leader di in casa, si sta prendendo cura di tutta la parte finanziaria della Chiesa. Oggi, grazie a Dio, io quasi non vedo più niente di quello che passa per la Chiesa, perché tutto quanto lo stanno facendo loro e vogliamo omaggiare anche loro. Ma c'è un'altra persona che vogliamo omaggiare in questo preciso momento di cose pratiche, perché se c'è una persona che veramente io la omaggerei anche se non fosse incaricato di niente in chiesa, ma soltanto per il cuore che ha nel servire l'opera di Dio, perché lo vedete sempre arrivare subito, mettersi al lavoro e prima di andare via lo vedete sempre sistemare tutta la chiesa, ma è anche la persona che sta prendendo cura di qualcosa che secondo me è fondamentale in chiesa, che è quello di fare arrivare le persone ai nostri culti. È il nostro fratello Alberto, e vorrei invitarti, Alberto, a essere anche tu qua con noi. Sono persone che si occupano di cose più pratiche, magari non è l'organizzazione di un ministero, non è il prendere cura della vita spirituale di qualcuno, ma anche senza di loro la Chiesa non riuscirebbe a fare quello che fa. E quindi facciamo un applauso anche a loro per come giorno dopo giorno si mettono a disposizione di ognuno di noi, della Chiesa di Dio e di Dio in primo luogo. Amen. Grazie.
Grazie a tutti. Bene, siamo quasi alla fine, Abbiamo da omaggiare in ultima istanza persone che oggi io e l'Andrea consideriamo più che degli operai, dei veri aiutanti nel lavoro pastorale, persone che insieme a noi oggi si stanno prendendo cura della vita spirituale di tutti quanti voi. E chi ancora non sta venendo cuidato, ho sbagliato la frase adesso, non si sta facendo prendere cura, non saprei come girarla, comunque spero abbiate inteso. Mi dispiace per voi, ma cominciate a partecipare dei nostri in casa, perché ci sono persone meravigliose che vi aiuteranno nella vostra crescita e nella vostra vita spirituale. Sono i nostri leader degli in casa, come ho detto, per noi sono come dei pastori oggi, perché prendono cura della vita di tutta la Chiesa. E io voglio invitare tutti i nostri leader di in casa a salire qua sul pulpito insieme a noi. Anderson, Grace, Ponte di Gioia, Wellington, Renata, Casa di Adorazione, Catrini, Giacomo per la via, Paolo, Dieula, in casa Rinascere, Sandra, Fabio, Manaim, Goya per in casa Shalom e Vanessa. Raffaele ci starà seguendo dal lavoro per l'in casa Geova Rafa. Lasciare un piccolo omaggio che possa accompagnare da ora in avanti i vostri in casa. Facciamo un applauso anche ai nostri leader di in casa. Che Dio benedica la vostra vita e per mezzo di voi continui a benedire tutta la Chiesa. Grazie per tutto quello che state facendo per tutti quanti noi e per il regno di Dio in primo luogo. Dio vi benedica. I nostri ringraziamenti, o forse no, forse manca un ringraziamento ancora da fare, perché il primo ringraziamento va a Dio, a tutti quanti voi, va ai nostri leader, a tutti quelli che aiutano, ma io sempre ho la certezza di questo: se Dio, e non se Dio, Gesù è la testa di questa Chiesa, come la Bibbia ci insegna, la nostra pastora è il cuore di questa Chiesa. E tutto quello che voi vedete accadere in Chiesa praticamente passa dalle sue preghiere, passa da come Dio parla al suo cuore, da come Dio rivela. Lei porta questo in mezzo a noi. Io sono soltanto quello che prende il microfono quasi in Chiesa, ma senza la nostra pastora Andrea, poco di quello che oggi vediamo avrebbe preso vita, perché Dio dà una visione, Dio dà un seme, poi servono le persone che fanno fruttificare questo seme, e Dio ha scelto lei affinché noi potessimo vivere oggi questo 21esimo anniversario con così tanta gioia, con questa grandezza che la Chiesa ha preso, non per un vanto ma per la gloria di Dio. Vorrei invitarti, Vida, a essere qua con me in questo momento, per piacere. Vogliamo omaggiare anche te come Chiesa per questo 21esimo compleanno, per tutto quello che tu fai per me, non di tutto, ma per tutto quello che tu fai per la Chiesa. Senza
Gloria a Dio. No, aspettate. Mi vergogno con questo. Gloria a Dio per questo tempo, per questa chiesa. E fa troppi complimenti a me, ma lui lo sa che lui è la forza di questa chiesa. E io sono quella che ho bisogno di essere protetta e io ce la faccio perché c'ho un protettore a casa. Quindi ringrazio Dio per la vita di mio marito, per questa chiesa, per la fortezza che lui ha messo vicino a me. Io non ce la farei sicuramente senza di lui. Lui fa troppi complimenti a me, ma sapete che lui è il mio maestro. Ogni cosa, io ho paura di predicare davanti a lui perché ho paura di dire qualcosa che non c'è scritto nella Bibbia. Ma gloria a Dio per la sua vita, gloria a Dio per la chiesa. Io vi amo, voi siete la nostra famiglia. Amen. Dovremmo avere veramente finito in questo momento i ringraziamenti. Voglio dare soltanto qualche avviso prima di proseguire con il nostro adorarti. Domani c'è il nostro incontro dei bambini, siamo luce. Tutti i bambini sono invitati a venire qua, genitori, portate i vostri figli, invitate i figli dei vostri amici. Sarà un pomeriggio meraviglioso per tutti quanti loro, domani alle 2:30 qua in chiesa. Il 7 di dicembre avremo finalmente la finale del nostro Fusion Game, quindi tutti i giovani, adolescenti che state partecipando, non mancate il 7 di dicembre, radunate le vostre squadre perché ci sarà una grande finale. E per finire dovremo avere un ultimo avviso? Sì, ce l'abbiamo. Il 20 di dicembre alle 8 di sera avremo il nostro adorarti di Natale, diciamo così, ma in realtà sarà un musical che il nostro gruppo di teatro Be Mime sta preparando già da diversi settimane, diversi mesi, quindi non mancate a questa serata. Sarà una serata un po' diversa, un tempo speciale, venite con le vostre famiglie, festeggiamo questa data insieme, portate persone perché il teatro, abbiamo visto la settimana scorsa, c'era qua con noi Giovanni Sì, no? Avete visto che è un modo diverso per portare il Vangelo, qualcosa di meraviglioso che può colpire non solo gli occhi ma anche i cuori di molte persone. Quindi sfruttiamo anche questo teatro come una forma di evangelizzazione per portare persone a conoscere Gesù. Amen. Amen. Sono finiti gli avvisi. Facciamo un momento di decime, di offerta. Tu che hai portato la tua offerta in questo momento puoi consegnare alla casa del Signore. Tu che hai sentito in cuore in questi primi minuti, ora e mezza ormai di culto, di portare qualcosa, puoi portarla qua. Ci saranno le nostre tesoriere che avete appena conosciuto là dietro con il POS per aiutarti in questo modo. Ci sono le buste di missioni per le nostre opere missionarie, quindi tu che hai in cuore di portare la tua offerta, la tua decima oggi alla casa del Signore, in questo momento pregheremo per le nostre offerte, le nostre decime, che possono essere consacrate, benedette da Dio per essere usate al meglio per la sua opera, affinché questo 21esimo sia solo un altro di tanti anni che Dio ha ancora per questa Chiesa, che siano anni di gloria per questa Chiesa, anni in cui possiamo veramente essere una Chiesa rilevante, una Chiesa che raggiunge ogni angolo di questa città, e se Gesù vuole ancora di più di questo. Amen. Signore Gesù, in questo momento portiamo a te questa nostra forma di adorazione, le nostre offerte, le nostre decime, ciò che tu hai messo nel nostro cuore oggi di portare alla tua casa, e ti chiediamo, Signore, che possano essere usate al meglio per te, per la tua opera, Signore, per l'avanzamento del tuo regno su questa terra. Vieni, Signore, incontro alla tua Chiesa anche per mezzo di queste offerte, affinché possiamo essere sempre più una Chiesa rilevante, e che in questo 21esimo anno già possiamo cominciare a vedere ciò che tu hai per noi, la gloria che tu vuoi versare su di noi. Per questo noi ti preghiamo, Signore, benedici ogni famiglia qua presente nel nome di Gesù. Amen.
Quanti vogliono sapere cosa c'è nel pacchetto della pastora? Guarda che cos'è. È un regalo della Chiesa per te? Nonostante la Chiesa non sappia cosa sia, è un regalo della Chiesa per te. Amen. Signore Gesù, in questo momento abbiamo celebrato, abbiamo ringraziato te in primo luogo, perché sappiamo, Signore, che tutto questo viene da te e niente sarebbe possibile se non per mezzo di te. Ma in questo momento, Signore, ti preghiamo affinché tu possa versare ancora qualcosa sulla tua Chiesa. Vieni a benedirci per mezzo della tua parola, Dio, a esortarci, a impulsionarci, Signore, a compiere la tua volontà nella nostra vita. Per questo noi ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Voglio lasciarvi un breve messaggio, sono già le 9:30, quindi non mi dilungherò più del necessario questa sera. Leggerò soltanto alcuni versetti all'inizio della lettera di Paolo a Tito. E oggi voglio portare una parola che non ha un titolo in realtà. Lasceremo questo sfondo questa sera. E solitamente in giorni come questi, no, si parla di ringraziamento, si parla di celebrazione. È giusto parlare di questo negli in casa di questa settimana. Abbiamo parlato di ringraziamento, no? Chi ha partecipato ai nostri culti in casa, abbiamo fatto tutti gli in casa hanno fatto delle bellissime cene di ringraziamento a Dio, abbiamo parlato di questo, ma oggi non parlerò di questo tema, nonostante forse il giorno sarebbe adatto per parlare di questo. Oggi voglio parlarvi di perché siamo qua, perché lo facciamo. Perché continuiamo dopo 21 anni a fare quello che facciamo. E non parlo di me, della pastora Andrea, non parlo dei leader di in casa o di nessun altro di quelli che sono saliti qua sul pulpito questa sera. Parlo di tutti quanti noi, parlo della Chiesa di Gesù. Perché lo facciamo? Per partire in questa predica, come ho detto, leggerò alcuni versetti della lettera a Tito. Capitolo 1, i primi 3 versetti, Paolo dice così: Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà, nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio, che non può mentire. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola per mezzo della predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio, nostro Salvatore. C'è una predica che io predico tutti gli anni, è già da qualche anno che ogni anno porto questa parola, la porto sempre a gennaio, all'inizio dell'anno, anche probabilmente nel 2026 porterò questa parola, perché credo sia un principio molto importante con cui noi come Chiesa dobbiamo cominciare l'anno. È una parola che solitamente intitolo chiamati perché. È una parola nella quale parlo delle motivazioni per le quali noi dovremo vivere la nostra chiamata. Oggi non parlerò tutta questa predica, come ho detto è una parola che porto a gennaio, quindi aspetteremo a gennaio, ma di queste motivazioni ce n'è una che è una motivazione un po' più pratica,
E di questo voglio parlarvi questa sera. E è importante definire il perché noi facciamo le cose, perché è il perché quello che veramente ci spinge ad andare avanti. Quando noi facciamo qualcosa, solitamente ci dovremo fare 3 domande. La prima domanda è: che cosa dobbiamo fare? E questo la parola ce lo rivela. Gesù ci chiede, ci dice espressamente che cosa dobbiamo fare. Andate per il mondo, fate discepoli, battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando a loro tutto quello che anch'io vi ho insegnato. Questo è ciò che dobbiamo fare, è il cosa dobbiamo fare. La seconda domanda che solitamente ci dobbiamo porre quando cominciamo a fare qualcosa è il come lo facciamo. Quindi cosa dobbiamo fare? Predicare il Vangelo, andare per il mondo, fare discepoli. Come farlo? E se il cosa è un obbligo che noi abbiamo, il come è un qualcosa che può cambiare. Alcuni possono fare questo attraverso la lode, altri possono farlo attraverso la predicazione, altri possono farlo attraverso la preghiera, altri possono farlo attraverso il consigliare, il prendere cura di persone, altri possono farlo attraverso un prendere cura più materiale, più nel sociale. Ci sono tanti modi per fare il cosa, ci sono tanti come per fare il cosa, e questi possono cambiare durante la nostra vita. Non ho fatto passare neanche una foto prima, ma chi è qua da molto tempo sa che io cantavo nel gruppo di lode. Non voglio vedere nessuno ridere là nell'angolo in fondo a destra, ma io cantavo nel gruppo di lode, ragazzi, e che tenore. E oggi non lo faccio più, quindi il come può cambiare, ma c'è un qualcosa che solitamente non cambia, e è ciò che veramente ci spinge a fare ciò che facciamo, e è il perché noi lo facciamo. Per questo motivo oggi voglio parlarvi di una parte di quella predicazione che predico a gennaio, e è uno dei perché che la Bibbia ci lascia, del perché dovremmo fare questo, perché noi facciamo questo. E questi versetti che abbiamo letto di Tito ci definiscono perché Paolo compiva la sua chiamata, perché Paolo viveva, portava il Vangelo, perché Paolo andava a fare discepoli, perché lo faceva. E questo perché che Paolo ci definisce qua è un perché molto pratico. Ci dice: io apostolo di Cristo, per promuovere la fede negli eletti e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà, nella speranza della salvezza. Ecco perché Paolo lo faceva, per promuovere la fede, per far crescere la fede nelle persone, per portare fede alle persone, per portare un Vangelo di salvezza, per promuovere la speranza della salvezza nella vita delle persone. E questo perché è qualcosa che noi come Chiesa dobbiamo vivere. Noi dobbiamo vivere perché abbiamo amore per le anime. Noi dobbiamo vivere la nostra chiamata, noi dobbiamo fare l'essere Chiesa, noi dobbiamo portare il Vangelo perché abbiamo compassione per le anime, perché sappiamo che ci sono persone che oggi non sono salvate, ma che questa salvezza, questa grandiosa salvezza, come c'è scritto nella lettera agli Ebrei, è disponibile anche per loro. Ma c'è bisogno che qualcuno si muova per portare questa salvezza nella vita di queste persone. C'è bisogno che qualcuno si muova per portare questo Vangelo, per spargere il buon profumo di Cristo, come c'è scritto. Paolo intendeva questo, diceva: io vivo la mia chiamata di apostolo per portare questa salvezza, per portare fede alle persone, perché ci sono anime perdute. E noi, come figli di Dio, come i chiamati di questa generazione, dovremmo avere lo stesso identico perché di Paolo, perché sappiamo che là fuori ci sono persone che sono perdute. Ci sono persone che alla fine non alzeranno il premio, la ricompensa che Dio darà. E questo può cambiare nella vita di quelle persone attraverso me e attraverso te. È per questo che lo facciamo, per portare vita e vita intorno a noi. È per questo che noi siamo qua oggi. Se tu vieni in chiesa soltanto per passare 2 ore il sabato sera,
soltanto per stare con i fratelli qua, soltanto per ascoltare la musica che è meravigliosa del nostro gruppo di lode. Hai sbagliato il fondamento della fede cristiana. Noi facciamo questo perché Dio ci ha chiamati. Noi siamo qua questa sera perché Dio ci ha chiamati, siamo venuti qua oggi a celebrare, ad adorare Dio e a prepararci per poi uscire là fuori e portare qua altre persone che verranno a celebrare, ad adorare Dio, che verranno a conoscere la salvezza, che verranno ad avere una vita di fede in Dio, che verranno a essere salvati. È per questo che noi siamo qua e noi dobbiamo cominciare a vivere questo. È per questo che lo facciamo, è per questo che noi abbiamo appena mostrato tutti i vari ministeri, dipartimenti della Chiesa attraverso i loro leader. E è per questo che noi oggi abbiamo tutti questi dipartimenti, perché sappiamo che ognuno di questi dipartimenti, come ognuno degli in casa che noi facciamo, è un modo per promuovere la fede, è un modo per far conoscere il messaggio del Vangelo. Mi è stato chiesto e mi è stato chiesto da tante persone nel corso di quest'ultimo anno e mezzo: perché dovremmo investire in missioni? Come molti di voi sanno, abbiamo una sorella, oggi non è qua presente, c'era la settimana scorsa, in realtà è poco qua perché è appunto una missionaria, spesso in missione, voleva essere qua oggi ma è in viaggio missionario in Albania e noi come Chiesa stiamo sostenendo il suo lavoro missionario, la sua opera missionaria. Noi aiutiamo, contribuiamo a lei con le sue spese, perché ha necessità di qualcuno che possa dargli un supporto finanziario per fare la sua opera missionaria. E sapete perché noi facciamo questo? Puoi mettere qua per piacere l'immagine? Non so se voi riuscite a leggere quello che c'è scritto qua. Questo è ciò in cui noi come Chiesa abbiamo seminato in quest'ultimo anno attraverso la vita di Sonia e da qualche mese attraverso la vita di Lucas, che è suo marito. Hanno fatto 3 viaggi missionari, 2 volte in Kurdistan, 1 volta in Thailandia. Hanno fatto percorsi di formazione in Germania e in Albania. Hanno battezzato 3 persone, hanno preparato studenti nella scuola missionaria, 26 nuovi missionari. Attraverso le nostre offerte abbiamo permesso che Sonia preparasse 26 nuovi missionari che porteranno delle cartelline come queste nelle loro chiese e che avranno aiutato altre persone. Hanno preparato persone nella scuola biblica. Ci sono tutti i numeri qua, adesso possiamo stare qua a leggerli tutti quanti, ma vedete come le nostre offerte missionarie hanno contribuito in quest'anno. 3 persone sono state battezzate e solo a questo ogni euro, ogni centesimo, ogni carnet missionario, ogni busta che abbiamo fatto ne vale la pena, perché è un'anima che abbiamo portato a Dio. E forse non l'abbiamo fatto noi attraverso la nostra predicazione, ma l'abbiamo fatto attraverso il nostro supporto a Sonia. E è per questo che lo facciamo. Perché se noi viviamo la nostra vita cristiana, il nostro essere Chiesa, se noi compiamo oggi 21 anni soltanto per ascoltare una lode e cantare, stiamo sbagliando tutto. Stiamo sbagliando la percezione di che cos'è essere cristiani. Noi come cristiani dobbiamo occuparci a fare questo. È a questo che Gesù ci ha chiamato. Non ci ha chiamato per ascoltare una predica o una lode. Non ci ha chiamato, o almeno non solo questo, non ci ha chiamato solo ad avere comunione con i fratelli. Ci ha chiamato a portare vita. Campus missionari, evangelizzazioni al mese, viaggi missionari pianificati per 3 mesi, hanno preparato visti per altri missionari che oggi sono qua a portare il Vangelo. È a questo che è servito il nostro contributo, è per questo che noi siamo qua, è per questo che noi siamo qua. È per questo che abbiamo una chiesa dei bambini, perché sappiamo che anche questo è un modo per evangelizzare persone. Abbiamo saputo testimonianze di bambini che portano in chiesa i loro genitori perché vogliono venire alla chiesa dei bambini. È qualcosa di meraviglioso. E è per questo che in quest'ultimo anno abbiamo cominciato il Be Brave e il Be Brazer, per portare ad avere le donne più un
una conoscenza e una coscienza più forte di chi sono come donne cristiane e gli uomini come uomini cristiani. C'è una ricerca che ho già parlato spesso di questa ricerca nei culti degli uomini. Pensate, noi abbiamo la chiesa Kids e è influente, è una chiesa evangelica la nostra chiesa Kids, ma secondo una ricerca statistica che è stata fatta, quando un bambino si converte, la sua famiglia non è convertita, soltanto mi sembra 4-5% dei casi la sua famiglia si convertirà. E se una moglie, se una donna del nostro Be Brave viene in chiesa, la sua famiglia non è cristiana, soltanto nel 25% dei casi la sua famiglia si convertirà. Ma se un uomo viene in chiesa e la sua famiglia non è cristiana, nel più dell'80% dei casi la sua famiglia si convertirà. Quindi Be Brazer, uomini di questa chiesa, prendete la responsabilità di chi siete, perché per mezzo vostro possiamo portare tanta vita a questo mondo. Ma indipendentemente che sia uomo, che sia donna, che sia un bambino, perché fratelli, se quel bambino porta in chiesa la sua famiglia, anche se è una rarità, il 4% dei casi magari saranno 2 persone convertite, ne è valsa la pena, perché noi siamo qua per questo. Ne è valsa la pena per uno, ne è valsa la pena, perché noi siamo qua per questo. È per questo che lo facciamo, è per questo che da 21 anni questa chiesa esiste, per portare anime a Cristo. È per questo che abbiamo fatto la maratona. Abbiamo fatto la maratona qualche settimana fa, no? È stato bellissimo, sotto la pioggia. E una testimonianza che ci ha raccontato la nostra pastora è che il giorno dopo della maratona 9 persone hanno cominciato a seguire la chiesa su Instagram. Persone che non hanno contatti con qualcuno della chiesa, non sono amici o parenti, persone che probabilmente ci hanno visto proprio in quella maratona, perché tutti insieme in un solo giorno è strano. E pensate, fratelli, noi eravamo in pochi, eravamo in quanti? 10 persone più o meno a quella maratona. In 10 persone abbiamo portato 10 persone a seguire la chiesa. Se fossimo stati in 20, in 30, in 50, se fossimo stati tutti quanti noi, 150 persone a quella maratona, una macchia nera in mezzo a quella corsa con scritto B-Church, siamo uni in Cristo, pensate quanto saremmo stati influenti, quanta vita avremmo portato, perché noi lo facciamo per questo. Per questo. È questo che noi dobbiamo fare. Per questo. Per promuovere la fede negli eletti e la speranza della salvezza. Perché c'è un versetto, Andrea mi dice che ultimamente sto parlando troppo, sto usando troppo questo versetto qua, ma mi sta piacendo ogni giorno di più, quando Paolo ci dice: se è per questa vita soltanto che noi speriamo in Cristo, siamo i più miseri tra tutti gli uomini. Non può essere solo per quello che noi viviamo qua che noi speriamo in Gesù. Sì, abbiamo ringraziato Dio per tutto quello che ha fatto in questi 21 anni. Ha fatto cose veramente sovrannaturali, miracoli, guarigioni, liberazioni, miracoli in ogni ambito nella vita di tante persone, restaurazioni di matrimonio. Ha fatto cose meravigliose in mezzo a noi. Ma se è solo per questa vita che noi speriamo in Gesù, nel suo Vangelo, nella sua morte, nel suo sacrificio, siamo i più miseri, più poveracci tra tutti gli uomini, perché quello in cui noi dobbiamo sperare è la salvezza. E è per questo che noi lo facciamo, per portare persone a vivere questa salvezza. C'è un versetto in cui Paolo, Filippesi, capitolo 4, versetto 1, Paolo dice così: perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state saldi in questa maniera state saldi nel Signore, o diletti. Qua mi piace perché Paolo ci sta dicendo che queste persone della chiesa di Filippi erano la sua allegrezza, la sua gioia e la sua corona. Sapete perché dice questo?
perché queste persone erano persone che Paolo aveva portato a Gesù, erano persone in cui Paolo aveva promosso la fede, erano persone a cui Paolo aveva fatto conoscere la speranza della salvezza. E la Bibbia ci insegna che quando noi portiamo una persona a Cristo, Dio ci dà una ricompensa, e questa ricompensa è la corona che Paolo aveva. E diceva: tu che io ho portato a Cristo, tu sei la mia corona, tu in cui io ho promosso la fede, tu sei la mia corona, tu che a cui io ho dato speranza della salvezza, tu sei la mia corona. E io, Chiesa, voglio darti una visione oggi, una certezza, un qualcosa che Dio ha da fare in mezzo a noi. Dio ha progetti meravigliosi per questa Chiesa. Come ho detto, io mi fido molto di ciò che Dio rivela alla nostra pastora. Quando Dio parla con lei, io so che quello arriverà, prima o poi quello arriverà. E Dio ha progetti, ha piani meravigliosi per noi. E immaginati una chiesa, un locale più grande di questo. Se tu pensi che questo locale sia grande, no, più grande di questo. Una chiesa piena di persone convertite, che si sono arrese veramente con tutto il loro cuore al nostro Signore Gesù. Una struttura per ricevere persone bisognose, una struttura per ricevere persone che hanno bisogno di attendimento psicologico, un mercato sociale per persone che hanno necessità. Immagina tutto questo. Dio ha cose come queste per noi in quest'anno e negli anni futuri. Ma per riuscire a vivere questo c'è bisogno che tutti quanti noi come Chiesa siamo coinvolti, che tutti quanti noi come Chiesa contribuiamo alla crescita di questa Chiesa, perché io e l'Andrea da soli non possiamo fare assolutamente niente. Forse lei può, io no. I nostri leader in casa da soli non possono fare niente. Ma se tutti quanti noi siamo uno in Cristo, i piani, i progetti, quello che Dio ha da fare in mezzo a noi, allora lì è realizzabile. Allora lì Dio potrà cominciare a fare. Allora lì Dio potrà lavorare e dare a questa Chiesa l'importanza che vuole dargli in mezzo a questa città, affinché possa essere una Chiesa rilevante, una Chiesa che possa fare conoscere il vero Vangelo, una Chiesa che promuova fede e che la promuova a livelli estremi, una Chiesa che porti il messaggio della croce e che dia la speranza della salvezza a questa città. Se tutti quanti noi insieme contribuiamo, se tutti quanti noi insieme prendiamo la responsabilità, come Paolo ha detto in questi versetti: a me è stata affidata la predicazione della parola affinché io possa fare questo. E oggi questa predicazione è stata affidata a noi, a tutti quanti noi, e è per mezzo di questa predicazione che noi porteremo persone a conoscere Gesù, porteremo persone a vivere questa salvezza, porteremo persone a rendersi davanti a Lui, affinché i piani, i progetti di Dio si possano realizzare non solo in questa Chiesa, ma in questa città, in questa nazione, in tutto il mondo. Se noi siamo uni in Cristo e insieme ci impegniamo, contribuiamo, viviamo questa visione, viviamo per questo proposito, allora grandi cose, io sono più che sicuro, possono avvenire in mezzo a noi. Grandi cose possono avvenire in mezzo a noi. Tu credi questo? Amen. Se noi siamo uni in Cristo, se noi insieme ci impegniamo, se noi insieme prendiamo la responsabilità di quella parola che un tempo ci è stata data, che ha cambiato la nostra vita, e quella parola la portiamo in tutto il mondo, a noi non ci saranno ostacoli a quello che Dio vuole fare intorno a noi. Porteremo vita, porteremo fede, porteremo la speranza della salvezza. E è per questo che noi siamo qua. E se sei qua per un motivo diverso, comincia a cambiare la tua percezione di essere cristiano. Ma c'è una cosa che a me piace troppo della Bibbia, che la Bibbia è completamente perfetta. E Paolo ci dice in questi versetti che abbiamo letto, Filippesi 4:1, che quando noi salviamo una persona, Dio ci dà una corona. Quella persona che salviamo è una corona sulla nostra testa. Ma che cosa te ne fai tu di una corona? A cosa ti può servire una corona? La Bibbia ci rivela cosa queste corone ci serviranno. In Apocalisse 4:8, dal
dall'8 all'11 c'è scritto così, perché la nostra vita cristiana è il nostro conquistare anime, il nostro portare speranza della salvezza, il nostro promuovere la fede, ha un fine ancora più grande di portare persone a Cristo. Le 4 creature viventi avevano ognuna 6 ali ed erano coperte di occhi tutti intorno e di dentro, e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio Onnipotente, che era, che è e che viene. E ogni volta che queste creature viventi rendono gloria e grazie a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli, e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistettero e furono create. È a questo che servono le corone che Dio ci dà, è per questo che noi dobbiamo portare anime a Lui, è per questo che noi dobbiamo portare la speranza, promuovere la fede, cambiare vite. Perché quando saremo lassù in cielo, queste corone che avremo sulla testa, noi le lanceremo davanti al trono e adoreremo Dio giorno e notte, dicendo: è grande in potenza, è grande in gloria, è grande colui che era, che è, che viene, è grande, è degno della nostra adorazione, e noi ci prostriamo davanti a Lui. Queste nostre corone, ogni persona che noi oggi salviamo, è un'adorazione in più che noi porteremo davanti al nostro Signore Gesù quando saremo con Lui nella gloria. E questo è un fine ancora più grande del perché noi siamo qua. Noi siamo qua in primo luogo per adorare a Lui, perché Gesù è il centro di ogni cosa. Gesù Cristo è Dio e è il centro della nostra vita, e la centralità di Gesù deve rimanere per sempre in mezzo alla Chiesa, perché, come abbiamo detto, Lui è il capo della Chiesa e noi siamo qua per Lui, siamo qua per servire Lui. Serviamo Lui conquistando anime, serviamo Lui portando persone a vivere la vita eterna, serviamo Lui riempiendo questa Chiesa, serviamo Lui portando fede, portando la speranza della salvezza, ma lo serviamo perché Lui è degno e merita questo. Prima un fratello mi stava dicendo: Dio ha fatto questo e questo nella mia vita, l'ha riempito in questi ultimi giorni di benedizioni, e le più grandi benedizioni che si possono desiderare forse nella propria vita. E mi ha chiesto: cosa posso fare io per ricambiare questo a Dio, cosa posso dare io a Dio? Sapete cosa vuole Dio da noi? Tutto. Dio vuole ogni cosa che noi possiamo dargli. C'è una parabola meravigliosa quando Gesù ci dice, a proposito del regno dei cieli, dice: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto. Una persona lo trova, era in un campo, e allora questa persona prende tutto quello che ha, vende tutto quello che ha, e coi soldi che ottiene dalla vendita va a comprare quel campo, perché c'era quel tesoro nascosto. E in questa parabola Gesù ci sta insegnando quanto costa il regno di Dio, cosa vuole Lui da noi. Tutto quello che abbiamo. Lui vuole il nostro cuore, Lui vuole la nostra vita, Lui vuole la nostra disponibilità, Lui vuole la nostra attenzione, Lui vuole la nostra preghiera, Lui vuole la nostra adorazione, Lui vuole la nostra devozione, Lui vuole ogni cosa. Tutto quello che noi siamo disposti a dargli, dobbiamo dargli, e anche quello che non siamo disposti, noi dovremo darlo a Lui. Lui merita tutto questo, è Lui il centro di ogni cosa. Io voglio invitarti ad alzarti in piedi. Chiamo il gruppo di lode qua, e finché sale il gruppo di lode voglio leggere alcuni versetti insieme a voi, e prestate attenzione a come la Bibbia pone Gesù al centro di ogni cosa. Atti degli Apostoli 4:12: in nessun altro è la salvezza,
perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi possiamo essere salvati. Colossesi 1,18, egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli che è il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Filippesi 2,9, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Efesini 3,20, ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che noi domandiamo o pensiamo. A lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Questo è Gesù, è il principio, lui è il centro e a lui deve essere la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Chiesa, alziamoci insieme in questo 21esimo compleanno, che possa essere un anno in cui insieme possiamo portare guarigione a questa città, guarigione fisica, guarigione emotiva, guarigione spirituale, perché Dio ci ha dato questo spirito e questo potere per farlo. Che possa essere un anno in cui possiamo far vivere a questa città il sovrannaturale di Dio. Alziamoci insieme per portare il suo Vangelo, per promuovere la fede negli eletti, per portare la speranza della salvezza e il messaggio della croce intorno a noi. Alziamoci insieme per portare restaurazione a tante famiglie che sono distrutte. Alziamoci insieme per portare la liberazione di Dio. Alziamoci insieme per vivere questa visione che Dio ha per la Chiesa, affinché come Chiesa possiamo crescere e vivere i piani e i progetti che Dio ha per noi. Alziamoci insieme per fare discepoli, alziamoci insieme per battezzarli nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e per fare vivere al regno di Dio un tempo nuovo su questa terra. Che possa essere un anno in cui Gesù Cristo possa essere glorificato per mezzo della nostra vita. A Lui è la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù in tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Raddrizzando le mie vie, sempre più diminuendo, perché importa che mi cresca. Lui il mio piacere sta, non sono degno di slacciare e calzare i suoi
per amore con allegria, Signore dei miei giorni, Egli libera. Lui è sovrano in potenza, libera. Hai dominio di ogni cosa, Cristo verrà, portando la sua ricompensa e libera. Lui è sovrano in potenza e libera. Hai dominio di ogni cosa, Cristo verrà, portando la sua ricompensa. È Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signori dei miei giorni. È Cristo, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signori dei miei giorni. Sovrano in potenza, libera. Hai dominio di ogni cosa, Cristo verrà, portando la sua ricompensa e libera. Lui è sovrano in potenza e libera. Hai dominio di ogni cosa, Cristo verrà, portando la sua ricompensa. È Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signori dei miei giorni. È Cristo, è Cristo, è per Cristo che io sto spendendo la mia vita, e perdendo tutto, 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 Signori dei miei giorni. È Cristo, è Cristo, è per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto, Signore dei miei giorni. Cosa vuole Gesù da noi? Tutto quello che abbiamo. E noi siamo qua per dargli tutto. Siamo qua per dargli ogni cosa. Perché Lui merita, è degno di ogni cosa. E è per questo che noi lo facciamo. E come uni in Cristo, che questo 21esimo anno della Chiesa possa essere un anno in cui ognuno di noi insieme, come un solo corpo, dà tutto se stesso a Gesù, per vedere le cose più grandi, infinitamente più grandi di quello che noi possiamo pensare o domandare, avvenire in questa Chiesa.
nostra vita e nella vita dei tanti salvati che riusciremo a raggiungere per mezzo di Gesù e per mezzo della nostra consegna totale a Lui. Amen. Facciamo un applauso al nostro Signore Gesù. A Lui sia la gloria nella Chiesa, a Lui sia la gloria nella Big Church, a Lui sia la gloria nella nostra vita, a Lui sia la gloria oggi e sempre. Amen. Stiamo per terminare. Dobbiamo fare, oggi faremo tanti auguri a tutti quanti noi. Oggi è il compleanno di tutti noi della Big Church, ma dobbiamo fare anche gli auguri alle persone che hanno compiuto gli anni questa settimana. Ci sono veramente tante persone questa settimana, quindi possiamo accendere le luci e tutte le persone che hanno compiuto gli anni questa settimana: Samara, Giulia, Aline, Edoarda, Daniela, Anderson, Vanessa. Io mi fermo qua. Sonali, la Cris. Ci sono più persone adesso di quando facevamo i leader prima. La Giulia, ho già chiamato la Giulia. Giulia, non sederti, non cercare di nasconderti. Vanessa. Qualcun altro che ha compiuto gli anni da domenica fino a oggi? Non abbiate vergogna. Ieri 5 femmine. Gilson. Qualcun altro che sta cercando di nascondersi? Edoardo? Ariel? È vero, perché non sei venuta la settimana scorsa, Ariel. Vieni qua. Ariel. Maimuna. Stiamo scoprendo, stanno tutti quanti alla fine avete compiuto gli anni. Qualcun altro? Basta? Ci siamo? Qualcun altro? Bambini? No? Basta? Rodrigo? Almir? Basta? Amen. Allora possiamo stendere le mani verso di loro, benedire la loro vita, questo nuovo anno, ma preghiamo anche per noi come Chiesa, per benedire l'anno di tutti quanti noi. Amen. Padre, nel nome di Gesù, Signore, in questo momento ti preghiamo per la vita di tutti questi nostri fratelli, sorelle che in questa settimana hanno compiuto un altro anno di vita. Ti chiediamo, Signore, che tu possa essere sempre presente, Signore, in questo nuovo anno, che tu possa portare la tua gioia, la tua allegria nelle loro case, che tu possa portare la tua salute, la pace che viene da te nelle loro vite, Signore, ma soprattutto quello che ti chiediamo è che la tua presenza possa essere sempre costante in mezzo a loro. E ti preghiamo per tutti quanti noi come Chiesa Big Church, per questo 21esimo anno della Chiesa. Custodiscici, proteggici, Signore, e benedici la tua Chiesa come hai sempre fatto e sono sicuro sempre farai. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Tanti auguri a voi, parabéns pra vocês, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Il culto non è ancora finito. Pace a tutti. Colpo di scena, il pastore non se l'aspettava. È arrivato un regalo per la pastora, giustamente. Anche il pastore si merita un regalo, no? Quindi invito qua, caro Paolo, con un regalo per il pastore. È un regalo, è un regalo. Non badare all'apparenza, il Signore guarda il cuore. Alleluia. Applauso, applauso! Mi è stato detto di venire a predicare con questo. Pieno di Stitch.